È arrivato l'attesissimo momento con il professore Colella che tiene lezione dotta ed interessante sulla cultura partenopea e curiosità davvero sorprendente. Nishuna Nashimbarata. Ogni limite ha una pazienza, per Dinci e pure per Bacco, bazzecole, quisquili e pinzellacchere. Nei suoi film Totò utilizzava un linguaggio davvero speciale. La lingua di Totò era una lingua fatta di modi di dire scombinati, malcostume mezzo gaudio, oppure di tormentoni, io sono un uomo di mondo, sa? Oppure usava continuamente parole ormai desuete, a prescindere, fa duopo, ma soprattutto Totò adorava infarcire il suo linguaggio di motti latini. Nel suo camerino aveva sempre una copia del De Mauri, le regole iuris, dalle quali attingeva di volta in volta delle massime latine che utilizzava del tutto casualmente nei suoi interventi. Nel film Totò, Vittorio e la dottoressa, la massima latina era De gustibus non ad libitum sputazellam, ma ancora meglio nel film Totò, Peppino e la dolce vita c'è la scena indimenticabile con le turiste americane, quelle che cercano l'amore latino. Questi in Italia, vengono in Italia per cercare l'amore latino. No, ma sempre il latino, qualche cosa la conosco, qualche piccola frase. Dove vai? Domanda, dillo, quo vadis. Dove vai? Si dice quo vadis. Mister Preck, quo vadis? No, Ben-Hur. Ben-Hur? Ah sì? Ma la più divertente citazione latina di Totò è quella del film Signori si nasce, quello con Peppino De Filippo che è il sarto dei cappellani. Bene, lui tenta di sfuggire alla polizia e ovviamente si fa trovare col breviario mentre finge di leggere delle orazioni e ne dice una fantastica. Fratello mio, in quale abisso sei caduto? Non hai ascoltato a me i miei consigli? A che cosa sono servite le mie preghiere? Cave canem, in hoc signo vinces, est. Incredibile. Totò mette insieme tre massime latine, del tutto in maniera scombinata. Cave canem significa ovviamente attenti al cane, non ci azzecca assolutamente nulla. In hoc signo vinces è la frase che comparve nel cielo a Costantino prima della battaglia del Ponte Milvio, in questo segno vincerai, non ci azzeccava niente con le orazioni cristiane naturalmente, ma il massimo è il finale. Est. Ora, dovete sapere che est è un vino di Montefiascone. A Montefiascone c'è un vino eccezionale che ha proprio questo nome e l'origine è straordinaria, perché il vescovo tedesco Fugger doveva appunto venire in Italia per un conclave al Vaticano, era un gran bevitore di vino, e allora si racconta che fece anticipare il suo viaggio dal suo servitore Martino, dicendogli: «Saggia tutti i vini lungo la strada, quando in un'osteria trovi il vino buono, esci fuori e scrivi fuori della locanda est, che significa è, qui c'è il vino buono». Ma arrivato al Montefiascone, il suo servitore assaggiò il vino di Montefiascone e si racconta che uscendo fuori scrisse est, straordinario, e Totò lo è ancora di più.